Benvenuta a questa speciale meditazione dove regoleremo l'interazione tra cuore e cervello. Il cervello è uno degli organi master del nostro corpo. Esso è composto da un sistema nervoso indipendente dal resto del corpo e comunica al cervello miliardi di informazioni ogni singolo giorno. Oggi, grazie a numerosi studi scientifici, sappiamo che il cuore comunica verso il cervello più di quanto il cervello comunica con il nostro cuore. Attraverso la meditazione rivolta verso il cuore, riusciamo a entrare in connessione con uno dei meccanismi più importanti del nostro corpo, regolando quindi l'intero sistema mente-corpo. Io sono Alessio Veneziano, sono un mind body coach e fondatore di venezianotherapy.com e oggi ti guiderò attraverso questa tecnica potente e antica chiamata meditazione cuore-cervello. Ti invito quindi adesso a trovare una posizione comoda e a chiudere gli occhi. Non è importante che tu sia seduto o sdraiato, decidi cosa è meglio per te. Dopo aver chiuso gli occhi, permetti alla tua consapevolezza di spostarsi dal tuo mondo esterno al tuo mondo interno. Scorda per un momento quello che sta di fianco e intorno a te ed entra in connessione con il tuo corpo. Abbracciamo adesso un dono unico alla nostra specie umana, la meditazione, ovvero l'armonizzazione del nostro corpo e della nostra mente. Lo faremo in modo che i nostri antenati hanno praticato da molto tempo e che solo oggi la nostra scienza sta iniziando a capire. Quindi adesso che hai chiuso gli occhi ti invito quindi a permettere alla tua consapevolezza di spostarsi verso il tuo cuore, quindi dalla tua mente pensante verso il tuo cuore. E se questo ti aiuta, lo faremo portando il palmo della tua mano a toccare proprio il tuo cuore, nel modo in cui ti è comodo. Può essere all'altezza del tuo cuore o all'altezza del tuo collo dove senti il battito cardiaco. Ti invito adesso a sentire il battito cardiaco. Senti questa pulsazione, senti questo battito che da quando sei nato in questo pianeta non ha mai smesso di battere e non lo farà fin quando non sarà il tuo ultimo giorno qui in questo pianeta. Quindi sii grato di questa pulsazione, di questo organo che ti mantiene in vita giorno per giorno, minuto per minuto, secondo per secondo. Ti invito adesso a portare consapevolezza proprio al punto di contatto tra la tua mano, le tue dita e il cuore. E da questo luogo, se puoi, cerca di respirare come se il tuo respiro venisse proprio dal tuo cuore, da quel punto di contatto del tuo cuore. Sii cosciente di come stai respirando, nota l'aria che entra e esce dalle tue narici. E adesso rallenta leggermente il tuo respiro, un po' più lento del solito e un po' più profondo del solito. Idealmente 4-5 secondi di inalazione e 4-5 secondi di esalazione. Rimani focalizzato sul battito del cuore e sul respiro. Porta la tua coscienza proprio al palmo della tua mano, non dimenticandoti di rallentare il respiro come per te è più comodo. Adesso che siamo arrivati a questo punto, voglio che immagini, visualizzi una persona a te cara o un posto a te caro che ti renda grato, al sicuro, felice, in pace.
e tu provi questo senso di gratitudine e apprezzamento per questa persona o luogo in base a quello che hai scelto. E voglio che senti questa gratitudine come se entrasse dentro il tuo cuore. Senti questa espansione, questa apertura proprio entrare nel tuo cuore. Come un flusso, un fiume di energia che entra attraverso le narici e va verso il tuo cuore. Il cuore si irradia di luce, di energia che irradia a sua volta tutto il tuo corpo. A questo punto andiamo uno step ancora più profondo, non distogliere la tua focalizzazione sul respiro e sul tuo cuore e sul senso di gratitudine. Visualizza un posto o una persona di fronte a te che ti dia senso di pace e apprezzamento. Nota la sensazione proprio di apertura del tuo cuore. Adesso voglio che questo senso di gratitudine, di apprezzamento si irradi nella stanza in cui sei in questo momento, nell'ambiente in cui sei in questo momento. E riempa proprio quella stanza o quell'ambiente. E adesso voglio che raggiunga proprio il posto o la persona che hai visualizzato. E questa persona o posto non sa neanche di stare ricevendo questa energia che si espande dal tuo cuore al tuo corpo verso il resto dell'ambiente, magari a chilometri, migliaia di chilometri da dove sei tu. Continua a focalizzarsi sul tuo respiro e sul battito. In questo momento stai regolando il tuo sistema nervoso e stai dando una potente informazione al tuo sistema nervoso che ti trovi in un ambiente sicuro, in pace e che non ha nessun bisogno di reagire all'ambiente esterno. In questo momento tu stai regolarizzando, armonizzando tutto il tuo corpo in una maniera che è stata ideata e praticata per migliaia di anni. Adesso voglio che porti la tua attenzione nuovamente sul tuo respiro, sull'aria che entra e esce dalle tue narici, e adesso sul battito del tuo cuore. Voglio che noti come il tuo corpo, come il tuo respiro adesso, dopo questi minuti, si è normalizzato e regolato. Voglio che noti quella sensazione di espansione del tuo corpo. E voglio che riconnetti adesso con il tuo ambiente esterno, voglio che connetti il tuo corpo all'ambiente esterno, quindi nota con dei piccoli movimenti dove ti trovi, muovi le tue mani, dita delle tue mani, i piedi e piano e lentamente apri gli occhi e abbiamo con questo terminato l'esercizio. Questo lo puoi fare ogni giorno in cui ti senti al bisogno di regolarizzare il tuo corpo e la tua mente, lontano da stress, e di praticare questo il più possibile anche quando non senti di averne così tanto bisogno, perché è un momento in cui il tuo corpo si ricarica, quindi al di là del dolore lo puoi fare a causa magari di una perdita di concentrazione o di energia. Grazie di aver praticato con me questa importante tecnica e ci vediamo al prossimo video. A presto.